Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Un'altra mattinata difficile sull'autolaghi, questa volta l'incidente si è verificato sulla bretella che porta a Varese. Qui, poco dopo le 7, si sono scontrate una motocicletta e un'automobile, entrambe dirette verso il capoluogo. In base alla prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale, la moto avrebbe urtato una vettura su cui viaggiavano alcuni vigili del fuoco, diretti al comando provinciale per iniziare il turno di servizio. Le condizioni del motociclista, un ragazzo di 22 anni, sono apparse subito molto critiche, ma i primi accertamenti medici hanno poi permesso di ridimensionare il quadro clinico. Pesanti comunque le ripercussioni sulla viabilità, con disagi e lunghe code in ingresso a Varese. Restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci a Busto Arsizio, dove questa notte vicino allo stadio è stata distrutta da un incendio un'automobile. Il sospetto è che si tratti di un gesto doloso. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Auto in fiamme in via del Maggiolo a Busto Arsizio, dietro allo stadio, questa mattina attorno alle 8:30. Una vecchia Alfa 147 è bruciata e l'origine del rogo pare essere dolosa, anche se le indagini sono in corso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e gli agenti della polizia locale. L'auto è andata completamente distrutta, avvolta dalle fiamme. Dai primi accertamenti la vettura è priva di assicurazione ed è intestata a un'azienda di Foggia. L'ipotesi è che l'auto sia stata cosparsa di benzina dall'interno e poi sia stato acceso il rogo. Sono partite da Castellanza le indagini delle Fiamme Gialle che in 2 anni hanno ricostruito il meccanismo di società cartiere utilizzate da 3 imprenditori, ora in carcere, per emettere fatture per operazioni inesistenti. Una volta ottenuti i pagamenti, infatti, 3 hanno provveduto a restituire il denaro in contanti ai propri clienti beneficiari delle fatture false, dietro però una provvigione dal 5 all'8% dell'imponibile indicato in fattura. Durante una delle perquisizioni, i cani delle unità cinofile hanno trovato circa 260.000 euro in contanti e vari orologi di valore, tra cui Rolex e Cartier, nascosti nell'intercapedine dell'abitazione di uno degli arrestati. Il gruppo di truffatori, scoperto dai finanzieri di Busto Arsizio coordinati dal PM Nadia Calcaterra, a quanto emerso reclutava numerosi prestanome, poi usati quali titolari di società facenti parte di questo schema fraudolento. E un'altra indagine, stavolta compiuta dai carabinieri del comando provinciale di Varese, ha portato all'arresto di 3 persone accusate a vario titolo di usura ed estorsione. I militari hanno eseguito stamattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Varese. Si tratta di 3 uomini residenti nel Luinese e l'operazione è stata coordinata dalla Procura di Varese. Infine una notizia curiosa che arriva da Morosolo, frazione di Casciago, dove la notte scorsa le campane della chiesa parrocchiale hanno suonato incessantemente per 40 minuti a partire dalla mezzanotte. Il suono ha ovviamente svegliato i residenti che si sono chiesti che cosa stesse accadendo. Non è chiaro al momento se si sia trattato di un guasto all'impianto o di un errore di programmazione. E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19, una buona giornata.